Ciao da Federico e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò scoprire la ciclabile del fiume Mincio, andando a deviare per i borghi più belli d'Italia, anche il borgo degli innamorati col suo lago a forma di cuore. Punto di partenza è Peschiera del Garda, dalla sua fortezza patrimonio dell'UNESCO, per arrivare a Mantova. Ma venite con me per scoprire l'avventura di oggi, ma prima non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, in questo modo non vi perderete i prossimi video. La fortificazione veneziana a 5 torrioni prevedeva 2 porte. Questa è Porta Brescia e l'altra è Porta Verona, che conducevano alle 2 città. Lasciatomi alle spalle le montagne imbiancate dopo le piogge qui in pianura dei giorni scorsi, lo spettacolo della neve in montagna è un qualcosa che mi ha riscaldato il cuore. Infatti oggi è freddo, sono 2 gradi e la massima è prevista per i 7, ma lo spettacolo del Mincio con questa nebbiolina, mi trovo a fine autunno, sono le porte dell'inverno. Gli uccelli che volano a raso dell'acqua sono tutte piccole cose, ma che rendono questo percorso e questo inizio di giornata veramente meraviglioso. E allora, che dire, sono entrato qui nel parco del Mincio e mi sto godendo a pieno l'avventura di oggi. Adesso mi dirigo verso Valeggio del Mincio, in tutta tranquillità e nella pace che si respira oggi in queste zone prive di turisti, essendo in bassa stagione. La fortezza di Peschiera era protetta da un campo trincerato, che è una serie di forti dislocati tra Peschiera e Mantova a protezione della fortezza. Il primo che vado a incontrare in questo giro facendo una piccola deviazione è Forte Ardietti, costruito attorno al 1850 dagli austriaci in puro stile ingegneristico asburgico. Vi farò vedere delle immagini dall'alto per poi continuare questo giro per conoscere la sua storia e lo spettacolo che nascondono questi luoghi. Arrivo a Borghetto sul Mincio, una frazione del comune di Valeggio sul Mincio. Probabilmente lo conoscete per i suoi tortellini di carne. Questo borgo sta storia, natura, mulini e una diga del 1400, un borgo medievale. Veramente stupendo, da visitare almeno una volta nella vita. Lascio alle spalle uno dei borghi più belli d'Italia per dirigermi verso Mantova. Questa ciclabile del Mincio è di 44 km da Peschiera a Mantova, su un fondo sempre in ottime condizioni, adatto a tutte le bici. Un paio di tratti che ho fatto di sterrato si possono facilmente evitare andando su asfalto. Ritornando a Valeggio sul Mincio, nel suo colle c'è anche un bellissimo castello scaligero. Purtroppo nel terremoto del 1117 la parte più antica è stata rasa al suolo, ma ricorda la storia di una famiglia che dominò questi territori durante il XIV secolo. Sempre un paesaggio che mi regala un equilibrio incredibile. Dopo lo stress della routine quotidiana dato dal lavoro,
ci voleva proprio un giro come questo oggi. Wow, che spettacolo della natura! In questo periodo di fine autunno, qui tra il Mincio che scorre tra le colline moreniche, questi colori caldi in una giornata così fredda rendono tutto questo ambiente veramente fantastico. Il fiume Mincio, che è l'unico emissario del lago di Garda, infatti esce dal lago per scorrere lungo queste colline, arrivare a Mantova per alimentare i tre laghi, proprio dove c'è la fortificazione, e per poi diventare un affluente di sinistra del fiume Po. Per chi mi segue da più tempo e ha visto il video Valle dei Laghi e Valle Lunare, quando ho seguito il fiume Sarca, l'immissario più grande del lago di Garda, si può dire che crea un unico sistema fluviale di 203 km, Sarca, Mincio, e questo per farvi capire quante bellezze in così poco spazio. Io ho avuto la fortuna di visitare questi luoghi sia in campeggi estivi, sia una ventina d'anni fa quando abitavo qui, perché facevo il servizio civile, e le meraviglie nascoste in questi luoghi sono veramente incredibili. Mi trovo nello stupendo borgo di Castellaro Lagusello, qui all'interno delle sue mura che servivano a proteggere questo piccolo borgo, detto anche il borgo degli innamorati per il suo lago a cuore. Arrivato a pochi chilometri da Mantova, trovo la riserva naturale Bosco Fontana. Eccola qui, si è formata 10.000 anni fa con lo scioglimento dei ghiacciai. In questa zona della pianura padana si formò questa foresta dove gli animali andarono a proteggersi e diventò una riserva di caccia qua nel XIII secolo, quando i signori Gonzaga qui a Mantova entrarono in possesso di queste zone. Ora è protetta, è una riserva nazionale ed è possibile visitarla. Spettacolo entrare qui a Mantova nei suoi stupendi laghi che lo circondano. Arrivato alla bellissima Mantova, circondata da tre laghi artificiali, quello di mezzo, superiore e inferiore. Ora alle mie spalle il castello di San Giorgio, una città d'arte e natura veramente meravigliosa dagli edifici rinascimentali. Il giro di oggi, se si fa la ciclabile del Mincio, sono di 45 km. Io ho fatto un paio di deviazioni allungandola a 75 solo andata. Spetta a voi poi scegliere quale itinerario fare. Chiaramente informatevi dall'ente turismo, perché molto spesso nel periodo turistico più affollato ci sono i bus che portano da Mantova a Peschiera o viceversa, caricando addirittura la bici, un servizio veramente comodo.
Il dislivello è di 200 metri circa solo andata, poi è da calcolare il ritorno. Veramente un bellissimo itinerario che porta tra due città veramente incredibili. Se il video vi è piaciuto mettetemi un bel like. Al prossimo video, ciao da Federico.